Eder. Mech. Pallister. La giustizia è un ingranaggio complesso, un meccanismo che a volte sembra incepparsi, lasciando nel silenzio e nella frustrazione coloro che cercano risposte. 3 anni sono trascorsi dalla tragica morte di Liliana Resinovic, eppure il suo caso continua a essere un mistero avvolto nell'ombra, una storia dolorosa che non ha ancora trovato il suo epilogo. L'assassino di Liliana è ancora libero, e la verità, quella verità che i suoi familiari invocano con disperazione, sembra sempre più lontana. A denunciare questa ingiustizia è il fratello della vittima, Sergio Resinovic, che da 3 anni lotta instancabilmente affinché il caso della sorella non venga archiviato nel dimenticatoio. Come troppe volte accade. Certe volte penso che il caso di mia sorella sia stato abbandonato. Se ne parla tanto, ma non abbiamo ancora nessuna risposta. Non sappiamo nulla delle indagini. La sua voce è carica di dolore, di rabbia e di un senso di impotenza che cresce giorno dopo giorno. La speranza, tuttavia, non si è ancora spenta del tutto, rimane appesa a un filo sottile. I nuovi esami eseguiti dalla dottoressa Cristina Cattaneo, che potrebbero finalmente far emergere elementi utili a sbloccare l'indagine. Ma il tempo scorre inesorabile, e l'assassino, chiunque esso sia, continua a camminare impunito per le strade. Mentre la verità sembra sempre più destinata a restare sepolta sotto un cumulo di incertezze e omissioni. Era il 14 dicembre 2021 quando Liliana Resinovic scomparve nel nulla. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel giorno sarebbe stato l'ultimo in cui la donna sarebbe stata vista viva. 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, il suo corpo venne ritrovato in un boschetto alla periferia di Trieste, avvolto in sacchi neri, con un cordino stretto attorno al collo. Un ritrovamento inquietante, che avrebbe dovuto immediatamente indirizzare le indagini verso l'ipotesi di un omicidio. Eppure, la prima conclusione degli inquirenti fu sorprendentemente sbrigativa: suicidio. L'idea che Liliana si fosse tolta la vita in quel modo così insolito e macabro suscitò fin da subito dubbi e perplessità. Il giudice per le indagini preliminari rigettò infatti questa ipotesi, disponendo nuovi accertamenti. Furono individuati 25 punti di indagine. Un elenco di elementi da analizzare per fare luce sul caso e cercare finalmente la verità. Ma cosa è stato effettivamente fatto di quell'elenco? Quante delle verifiche richieste sono state realmente eseguite? Ben poche. Sergio Resinovic si pone domande a cui nessuno sembra voler rispondere. Sono stati fatti passi avanti? Cosa è stato fatto dei 25 punti elencati dal giudice 1 anno e mezzo fa? La risposta resta avvolta nel silenzio, in un'assenza di chiarezza che pesa come un macigno sulle speranze di ottenere giustizia. Tra le molte ombre che avvolgono il caso di Liliana Resinovic, una delle più inquietanti riguarda le testimonianze che non sono mai state prese in considerazione dagli inquirenti. Tra queste, spicca quella di Jasmin Gigovic, titolare di un albergo in cui Liliana e suo marito, Sebastiano Visintin, erano soliti soggiornare. Jasmin raccontò di aver assistito a episodi di tensione e violenza tra la coppia. Una volta Liliana mi prese da parte e mi disse: la prossima volta che Sebastiano prenota una stanza, tu dagli sempre quella con 2 letti singoli. Rivelò la donna, facendo intendere che la relazione tra i due non fosse affatto serena. Non solo. Una notte sentii Sebastiano urlare tantissimo, e un'altra volta lo vidi lanciare uno zaino ai piedi di sua moglie. Lei aveva le lacrime agli occhi, ma mi disse di non intervenire. Dopo la scomparsa di Liliana, Jasmin cercò di parlare con Visintin per capire cosa fosse successo, ma l'uomo le rispose con un avvertimento che suona sinistro. Stai attenta a quello che dici. La domanda, dunque, sorge spontanea, perché questa donna, testimone di comportamenti aggressivi, non è mai stata ascoltata ufficialmente dagli inquirenti? Perché, nonostante le richieste degli avvocati della famiglia Resinovic, nessuno ha mai deciso di interrogarla. Oltre alle testimonianze ignorate, ci sono altri dettagli che sollevano dubbi e domande senza risposta. Uno di questi riguarda le tracce di DNA ritrovate sugli indumenti di Liliana.
sul cordino attorno al collo e sugli slip che la donna indossava al momento del ritrovamento sono state individuate tracce genetiche. Eppure, i risultati degli esami non sono mai stati resi pubblici. Si sa solo che il confronto con i profili genetici del marito, dell'amante Claudio Sterpin e del vicino di casa Salvatore Nasti ha dato esito negativo, ma è stato analizzato anche il DNA del figlio di Visintin, e quello di Fulvio Covalero, amico della vittima? Non si sa. Un altro punto oscuro riguarda i filmati delle telecamere di videosorveglianza che ritraggono Liliana mentre getta alcuni sacchi di spazzatura in via Damiano Chiesa, prima di dirigersi verso piazzale Gioberti, in direzione del boschetto dove verrà ritrovata. Ma le immagini non sono nitide, i dettagli indistinguibili. Era davvero Liliana? O qualcuno si è finto lei per sviare le indagini? Ci sono poi aspetti più materiali che contribuiscono a rendere il caso ancora più nebuloso. Per esempio, la fede nuziale di Liliana fu ritrovata nella loro abitazione, ma le versioni fornite da Sebastiano Visintin sul perché fosse lì sono state discordanti. Inoltre, è emerso che Visintin aveva una notevole disponibilità di contanti, ma l'origine di quel denaro non è mai stata chiarita. Un altro elemento inquietante riguarda la GoPro installata sulla sua bici il giorno della scomparsa di Liliana. È stata analizzata in dettaglio? Infine, c'è il mistero del cellulare. I dati estratti dallo smartphone di Liliana e di coloro che le erano vicini avrebbero potuto rivelare molto. Ma, incredibilmente, non hanno portato a nulla. Sergio Resinovic non si arrende. Speriamo ancora nella giustizia, Dice, tra rabbia e frustrazione, perché, dopo 3 anni, la verità è ancora nascosta sotto uno strato di indifferenza e burocrazia, e chi ha ucciso Liliana è ancora libero. Ci è stato assicurato che a breve verrà chiamata quella che sarà, immagino, l'ultima riunione dove ci verrà detto l'esito dell'ultima analisi che vi ricorderete. Nell'ultima riunione dell'8 di gennaio ci fu appunto detto che veniva fatta su richiesta quest'ultima analisi per la datazione della lesione al labbro e lei si sarebbe presa un mesetto. Ovviamente sono analisi lunghe e complesse, sapete su cosa stiamo lavorando. Per cui attendiamo dopo un anno il deposito, sia la costellazione delle lesioni ma soprattutto anche il fatto della T2. La T2 è chiaramente definita perimortale e non è possibile che un impatto, questo ce lo dicono tutti i medici legali, un impatto, una caduta a terra provochi la rima di frattura, per quanto era una rima notoriamente verrà descritta lieve, questa frattura appunto per una caduta. In più tutta la pulizia del cadavere di Liliana, i vestiti puliti, quindi c'è non solo la costellazione, la molteplicità delle lesioni che sono importanti. Vorrei ricordare che tra l'altro proprio Sebastiano qualche giorno fa in una trasmissione ha detto, proprio lui ha ricordato questa cosa che anche a me è stata detta, il dottor Barisani, che lui era presente durante la prima autopsia, chiamò proprio Sebastiano e gli riferì: guarda che tua moglie è stata picchiata. Quindi qui abbiamo una chiara indicazione da un medico legale assolutamente molto preparato, che ci dice che lui non aveva dubbi sul fatto che quelle lesioni venivano da punto terzi. Io ci ho parlato con il dottor Barisani e mi ha detto che lui è convinto che le lesioni sono dovute a dei traumi, non a una caduta, a un'aggressione. Sì. Barisani è stato proprio il primo e l'ha detto anche, ripeto, Sebastiano mercoledì sera a una nota trasmissione, che proprio Barisani gli aveva riferito: guarda, tua moglie è stata picchiata. Le lesioni sono tante, le infiltrazioni soprattutto a livello cerebrale sono veramente importanti e la distribuzione che va proprio a metà del corpo di Liliana ha queste lesioni che sono importanti, sono tutte, ricordiamole, avvenute in vita. Però poi per quanto noi siamo convinti del fatto che Liliana la ritroviamo come è il giorno della scomparsa, ci sono tutte queste evidenze. E per noi è stata in un posto mantenuto a bassa temperatura e poi è stata appunto occultata la sera precedente e non molto più tempo. Non era Barisani l'incaricato dell'autopsia della prima di Liliana, per cui Costantini considera tutte le
tutte le lesioni, ma assolutamente non le interpreta in quella direzione, perché l'abbiamo detto tante volte, è stato preso questo treno del suicidio, per cui è ovvio che per contenere tutto il sangue che Liliana abbiamo ritrovato ancora in seconda autopsia nei sacchetti di mais, quelli della frutta, diciamo, gli sono stati messi subito quei sacchetti, e quindi questo spiegherebbe ancora a maggior ragione perché è un'asfissia lenta. Lui ha, scusate, mi viene a dire che è un uomo ovviamente, lui ha messo questi sacchetti per contenere il sangue, e poi c'è stato tutto lo staging dopo, secondario. Per quanto riguarda il rigor, come ho detto l'altra volta, a 4 gradi il rigor, la risoluzione totale l'abbiamo dopo 28 giorni. Quindi questo non sarebbe una cosa che va contro come è stata ritrovata Liliana. Però quello che a me io chiedo, e ovviamente per l'amore del cielo il massimo rispetto, è cosa c'è però a favore del fatto, cioè, allora, partiamo dal presupposto, Liliana tutto quel tempo ci può essere stata per ovvie ragioni, quindi cosa c'è a favore del fatto che Liliana fosse da qualche parte? Non c'è niente, e lei è stata picchiata ma nessuno l'ha aiutata comunque. Questa settimana è stata molto importante per le vicende accadute a Rimini col passaggio di Luis sotto la Cam 3 e lo è anche a Trieste. Va sottolineato che programmi che si battono a loro dire per la giustizia e la verità, come Storie Italiane o La Vita in Diretta, appena iniziato a Sanremo se ne sono totalmente fregati. La giustizia può aspettare, le ingiustizie possono aspettare. In buona sostanza, c'è un innocente in carcere o c'è un killer in libertà? Nessun problema, rimandiamo alla prossima settimana, questa settimana c'è Sanremo, il resto si vedrà.